Chi si accomoderà su quella poltrona fra qualche istante? Il signor Enrico Guarneri Litterio! Eccolo qui che arriva. Dov'è il signor Litterio? Buonasera. Buonasera. Lei tergiversa. Dove sta? Dove era infilato? Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Ah, ci sono i manifesti anche per lei. Litterio, siamo fieri di essere tuoi compaesani. Giuseppe e Salvatore è lì. Grazie. Litterio per sempre ndocori endamente si meglio di insieme a Cireale ti sostiene. Mi sembra, Cireale, mi sembra Cireale. giusto, mi sembra giusto. Come Signora sta, signor Rosa? Litterio? Finché si scherza. Ma onestamente, Che cosa? noi tutti siciliani Sì. siamo orgogliosi della bellezza di questa Cireale. Come no? Io l'ho detto prima, Bellissima la città dei Cireale, 100 campanili, bellissima. una piazza meravigliosa, Un veramente centro bella, storico barocco, meraviglioso. straordinario. Ma la Sicilia è bella, l'ho detto prima, bisogna scoprirne proprio tutti i lati più nascosti e più belli. Come sta? Che c'è? Che si è bloccato? Che ha No, visto? stavo ammirando questo bello pubblico. che Oggi abbiamo. c'è un bello pubblico, come dice lei, bello, altro che, proprio c'è un bello pubblico. Ah, signora Rosa. Io quando lei dice le cose giuste le ripeto, A il me pubblico è bello. Mi succedono cose, signora Rosa. Lo so. Che si potessero portare ai stampe per davvero. Ma lei anziché portarle alle stampe, quindi anziché pubblicarle, le racconta. Ma io dico, ma E io così che- sa, le sue cose diventano vox populi, così diventano vox populi, Ecco, ha cominciato a parlare difficile. così diventano vox populi e le veniamo a sapere urbi e torbi. Ovvio, che si può fare? Che faccio, torno in contatto? No. Quando ci passa questo No, perché colpo di... perché più tardi ci sarà anche Angelo Branduardi, quindi non possiamo perdere tempo. Racconti. Signora Rosa, Sì. io dico che forse io ho una specie di calamita. Di che cosa? Delle disgrazie. Beh, può essere. Perché io mi attiro tutte le disgrazie di questo mondo. Io non lo vorrei dire, ma se lo dice lei. A me mi è capitato, resti qua tra di noi, mi è capitato una bella cosa, una bella congiuntura con una straniera. Allora, scusi, per le Una- persone che non sono siciliane, la congiuntura sarebbe una congiuntura, cioè un'occasione, una storia, Un no? intreccio. Un intreccio, bravo, un inciuccio, un intreccio. Un ciuccio? No, no il ciuccio dei bambini, un inciuccio, un intreccio, una cosa Un intrecciata. intreccio con una straniera. Con una Perché io ogni straniera. tanto mi piace bazzicare dalle parti di Taormina, Spesson, Mazzeo, come ne chiamano da sopra. Sì. Io ho avuto la possibilità, signora Rosa, di conoscere una straniera, una moldiana. Come? Una straniera l'ho capito, l'origine... Moldiana. Moldiavana. Che ne so, da dove viene? L'ha capito o no? Io l'ho capito, una moldava. Della Moldavia. È laureato. Ma non sarò si può fare laureato, niente, non è importa a laureato. nessuno. È Ma la laureato. Moldavia la conoscono tutti, È scusi. laureato. Ma sarò laureato. Ma che c'entra? La Moldava. E allora, Sì. siccome io purtroppo, signora Rosa, e qua Che? Che? Mi commuovo, signora Rosa. Si commuova pure, ma non esageri. Perché ho si dovuto commuove? portare la mia macchina alla rottamazione. Questo è brutto. Dopo 27 anni e 870.000 chilometri. Come 870.000 l'ho chilometri? portata Assai. alla rottamazione. Eh. E allora ho stato momentaneamente a piedi, senza macchina. Senza macchina. Ma cattai magari un giornalino del mercatino per vedere se cerco una macchina usata come nuova. Usata come nuova, c'è l'usato come Di nuova. terza, quarta, magari quinta mano. Una cosa che uno dice, i soldi spenno, Sì. però ne Certo. deve valere la pena. Di quinta mano, nuova. Così. In questo periodo Sì. che ho stato senza macchina, Sono stato senza macchina. lei andava a Suzuki. Sì, ma che c'entra? Io ho una macchina, ma io sono con la macchina, lei è stato senza Senza macchina. macchina, stato. Sono stato, sto invece il verbo essere, E mi dove è essere capitato, copula. purtroppo e per fortuna, Sì. questa congiuntura che si dice congiuntura con questa straniera moldava, sì. e io ero a piedi. Io come ci scendo a Giardini Naxos, Sì. come ci scendo da paese. E certo, non è facile. a Non piedi. è difficile. Sì, è difficile. È difficile. sì. E allora io che cosa ho pensato? Siccome c'è un mio vicino di casa che stava al primo piano a fianco di me, Sì. disse dal paese fino a Giardini è tutta decalata. Sì.
Giusto. Di calata ogni santo aiuta. Certo, di calata è facile. Io non vai a giardini, poi pacchianare come vuole Dio si pensa. Bene, è giusto. Ma a Moldava mi chiamava. Certo. Io sento forte il richiamo da Moldava. Sì. Io non ci interessa niente. Io ormai, guardi, non rischio più, richiamo. basta. Lei sente il richiamo, ci mi vada. viso in tolezza, mi ho lavato. Si è di lavato? dentro e di fuori. Ma che vuol dire di dentro e di fuori? Nella rosa, quando uno fa dei lavaggi. Sì, vabbè. Usciamo, mubiai, magari, in da uca. No! Cascumazza mi diceva donato, nella rosa. La bocca si lava, i denti si lavano col dentifricio, con lo spazolino, non con lo shampoo. Risciacquato. Vabbè, comunque, vada avanti. Siccome l'incontro era galante, siccome era un incontro... Allora, guardi, lei doveva fare con questa Moldava un bellissimo rendezvous. Esatto. Allora, dovendo fare il rendezvous, sì. Lei si è lavato tutto, perché per il rendezvous bisogna lavarsi. Quando uno fa un rendezvous si lava. Esatto. Scusi, rendezvous. Sì. No! Ma io perché? No, il rendezvous è un incontro comunque, poi finisce come finisce, ma è un incontro. Però se non finisce da maniera che non ho capito. Allora mi ho lavato tutto, interno, esterno, interiore e esteriore. Sì. Mi ero già messo belli i pantaloni, sì. Tutto sistemato, mi stavo facendo la barba e dissi, come scendo a giardini, mi faccio prestare a bicicletta di Pippo, il mio vicino di casa. Beh, per tornare con la bicicletta. È fondamentale, signora Rosa. Può cascare il mondo. Sì. Ma io mi devo fare prestare la bicicletta di Pippo. Va bene. Pippo mi deve stare a bicicletta. Va bene, se lei... Ora lo chiamo, se lei gentile, teneva giusto. ci dico Pippo. No, la voce è troppo rustica così. Sì. Pippo, ma fai la cortesia? Che fai? Ma presta la bicicletta, Pippo. Ma presta la bicicletta. Sì, Pippo è un amico. Pippo è un amico. Sì. Però forse sono troppo brutale. Un Pippuzzo. Pippuzzo può essere più tenero. Pippuzzo? Sì? Per cortesia, mi faresti il favore che mi presti la bicicletta? E se non me la presta? Io che sto pensando? Sì. Perché in fondo la bicicletta è la so. Può dirmi non te la presto, certo. Mi può inventare una scusa. Mi dice là io scoppia. Certo. Là io senza freni. Sì. Io sono preoccupato. Certo. No, ma me la presta. Se è un amico gliela presta. presta. È un amico, che paga la bicicletta. Certo. Che ci stai dicendo? Non prestami a tua moglie, no, che ci stai dicendo? Non prestami la bicicletta, quelle quando sono... la presta la bicicletta. Sono cose serie, certo. Noi siciliani abbiamo un cuore tanto. Giusto, certo. Ma presta la bicicletta, certo, guardiamo Pippuzzo. Sì. Gioia. Sì. Per favore, che fai? Ma presta la bicicletta per stasera? No, ma presta. Sì, gliela presta. Certo che me Certo. Che mi mette che non mi presta. Beh, certo, perché il dubbio ti viene, il dubbio può venire, Io sto capace che chissà per quale motivo stasera perché non mi vuole prestare la bicicletta. No, ma sono malepensieri. Secondo me gliela presta. Ma sì, gliela presta. Certo, Pippo poi è un bravo ragazzo. Ma certo. Ma presta la bicicletta. Nel frattempo lei si continua a radere. Ma mette che stasera proprio la testa ci fa dire che non mi vuole prestare. C'era questo dubbio che la rovellava, lo so. Ma io dico che mi presta. Sì. Io ci dico Pippuzzo, Gioia. Simpatico. Sì. Ma fai una cortesia a buon rendere. Che fai? Ma presta la bicicletta. Io tu mi dici sì, t'apri. Ma certo, Pippo è un amico, ragazzi, Pippo è un amico. Però se mi vuole dire no, mi può dire no. Sicuramente. Perché la bicicletta è ascia. Certo, giusto. E mi presta. E non mi presta. No, non mi presta. No? No, sì, mi presta. Ah, gliela presta, sì. Ma forse gliela presta? Io penso di no. Perché l'ansia è tanta che mi dice no. Non lo Lei so. vuole dire che mi dice no? Ma io... Lei che dice? Io spero di no. Spera che mi dice no? Che le dica sì. Spera che mi dice sì. Io tanto mi ingazzai, signora, che non ne posso più arrabbiare, porti che mangia. Se tempo! Io non sapevo già, ci sono fanculo, tu hai la bicicletta. Basta, così. E se lo devo dire? Perché io? Perché lei... Cos'è? Perché io bazzico spesso. Io a Giardini, Nax, a Taormina, ci vado spesso. Sono posti di villeggiatura talmente belli che uno ci va. Dopo ci dovete andare perché una volta si acchiappavano gli uomini che trovavano un sacco di... Ora acchiappano magari i figli. Va bene, i tempi cambiano, ognuno fa quello che vuole. Sì. Io qualche 3 anni fa, sapete che c'è la cosa, la funivia che chiama da Come no, certo, sì. Io qualche 3 anni fa ci sono andato e non ci avevo chiamato mai questa cosa. No? Ma pigliai da sotto. Sì.
Gacchiana da così. Sì, ripidissimo, ripidissimo. Con un cavo d'acciaio. Che c'è su un momento che non so quanti chilometri sono dall'aria. No, chilometri no, ma centinaia di metri. Per forza mi contrariare. No, ma chilometri non è che è un aereo. Quello che è. Però è alto, è alto. Che di là sopra i cristiani i vide tanti, la vanno formicoli. Sì. E io mi ricordo che c'è Chianai, ho pagato 2,50 euro. Può essere. 2,50 euro. A Chianai c'erano 3 straniere, di chi sono di quella categoria. E allora so, come partiamo, già un contraccolpo, perché non è che parte dolce. No, certo. Da degli strattoni. Mi tenendo con la mano tagliare dei stranieri, come per dire niente, minchiate, una cosa di seria. Cose che succedono. Poi non so perché, arrivato a un certo punto, fece un colpo, ton. E chi cominciare a fare schighi, gridolini, sai come fanno i femmine? Perché se lei la femmina? Senta, io la donna non la so fare, non la voglio fare perché rispetto alle donne, se la vuole fare la faccia lei. Io me ne posso anche andare stasera, Io? Sì, lei? Io in quel momento, tra la botta che si fermò, tra i gridi che hanno fatto quelle donne, io mi scandai. Certo. Io che per scandare mio, certo, non vuole niente a farmi scandare, niente. Io pensavo allora subito, per reazione, signora Rosa, parlando con rispetto, piglia, mi ho toccato. Sono gesti scaramantici. Esatto. È una specie di Amleto che devo... Che Amleto? Che è? Shakespeare, che è? Un Amleto portafortuna. Che Non sai, che è? Amuleto portafortuna. Appena io mi ho toccato, quelle straniere di che facevano i gridolini, appena mi hanno visto toccare, hanno avuto un cambio di vocale. Come per dire che cosa e allora io in quel momento, per non sembrare un bastardo maleducato, ci ho detto no, niente, è un amuleto portafortuna che si fa in Sicilia. Questo funziona, come per dire, tocco ferro. Va bene, d'accordo, così è. Generico. Tocco ferro. Generico. Esatto. E loro si sono calmati. Meno male. Poi sta cosa ripartiva un'altra volta. Pareva che non so, un trattore. Perché... E chiede di nuovo. Dagli E io mi toccai un'altra volta. Va bene. E quella, sono gesti scaramantici. La terza volta, prima di arrivare alla stazione di sopra, 10 metri prima, chi dammisca una frenata. Quella cosa che sbandavo tutto. Io subito voglio per toccarmi per anticiparmi che l'avevano capito. Loro! Non ci posso credere. Le signore straniere. Ma io dico roba da matto. Allora io ci ho detto, perché erano stranieri, non sapevo come ce l'avevo dire. E ci ha detto, che menga fatto? Sì. Così lei ha trovato una traduzione così. E io devo fare, amuleto porta fortuna. Amuleto porta fortuna. Gliel'aveva detto lei, le signore avevano capito. Porta fortuna. E allora abbiamo fatto un po' di amicizia. E ci siamo scambiati 4 pacche soppressive, 4 abbracci. Ho detto, state tranquilli che ci sono io, stiamo arrivando, non c'è nulla da preoccuparsi. Bravo, l'uomo che deve dare sicurezza. Ci siamo abbracciati. L'uomo dà sicurezza, bravo. Ci siamo abbracciati, ci siamo scambiati il nome, come ti chiami, come mi chiamo. Io mi hanno abbracciato, veramente. Mi hanno preso in simpatia, mi dicono bravo. Poi mi davano scompagno. Sì, quelle cose che servono per familiarizzare. Magari io Sembra che c'era. Hanno sceso dalla funeria, mi hanno salutato ciao e mi avevano furtato portafoglio. Cioè quindi le signore non è che la stavano palpeggiando. Non è che le signore stavano approcciandosi, le hanno rubato il portafogli. Hai capito? Vabbè, tutte cose a lei succedono. Ora c'ho questa cosa dalla macchina. Vabbè, adesso cercheremo di capire se possiamo risolvere il problema della sua macchina, che niente. Io ho comprato il giornalino. Sì, quello per le occasioni. E mentre mi leggeva, mi cucino Alfio, che mi ha visto, dice, ma che stai facendo?
ci senti, mi stai leggendo che la macchina non ce l'hai più, perché mi dice, senti, dice, ma io leggendo il giornale, che a porto di Catania, mi dicono c'è scritto che c'è una bellissima regata. Vabbè, ne parliamo tra un istante, ci fermiamo qui perché questa cosa mi incuriosisce. A tra poco, il signor Enrico Guarneri Litterio, venga.